Eder. Mech. Pallister. Oggi è il 26 gennaio 2022 e io sono Margherita, lavoro presso la pescheria L'Ancora della Galleria Rossoni. Galleria Rossoni. Galleria Rossoni. Galleria Rossini. Come? Conosco Sebastiano perché ci affilava i coltelli. Ha iniziato da poco, se non ricordo male da circa 2 o 3 mesi. Lo conosco con il nome di Seba, ho saputo che il suo cognome è Visintin perché l'ho scoperto in televisione a seguito della scomparsa della moglie. Lui veniva da noi sempre il martedì, di solito tra le 8:30 e le 9. Mi portava i coltelli affilati avvolti in un asciugamano, me li lasciava e portava via quelli da affilare che mettevo sempre dentro lo stesso asciugamano. Ricordo che quel 14 dicembre 2021, quando sono arrivata in pescheria alle 7:50, ho notato che c'erano dei coltelli messi sul bancone ordinatamente ed in fila. Erano coltelli già affilati e quelli da affilare non c'erano. La cosa mi è sembrata strana perché era troppo presto e anche perché Seba, come dicevo prima, veniva sempre verso le 8:30 massimo 9. Vedendo i coltelli già cambiati, ho chiesto a mio padre Giuliano ed al direttore del supermercato Michele se per caso avessero visto un signore che era venuto a cambiare i coltelli. Entrambi mi hanno risposto di no. In merito al cambio dei coltelli, mi sembra che mio padre il giorno dopo, mercoledì 15 dicembre, mi ha detto che un dei 2 direttori del supermercato aveva visto Sebastiano che era venuto a fare il cambio dei coltelli il lunedì pomeriggio 13 dicembre scorso. I direttori sono Gianluca, che di solito lavora di pomeriggio, mentre l'altro si chiama Michele e di solito lavora di mattina. Sono sicura che il giorno fosse quel 14 dicembre perché Seba faceva il cambio dei coltelli solitamente ogni 2 settimane. Quando martedì 14 dicembre ho visto i coltelli già affilati sul bancone, mi è parso strano perché mi aveva fatto il cambio dei coltelli il martedì precedente 7 dicembre. E ricordo che mi sono detta che speravo che passasse anche il martedì dopo perché questo giro ci aveva lasciato dei coltelli che non andavano bene per sfilettare il pesce. Ma dopo il giorno 14 dicembre non l'ho più visto. Non conoscevo Liliana. Avevamo esclusivamente un rapporto per il servizio che lui mi offriva. Veniva, lasciava i coltelli ed andava via. Si intratteneva giusto il tempo di fare lo scambio dei coltelli. Ogni tanto vedevo che arrivava in negozio con la bicicletta, la parcheggiava proprio di fronte alla vetrina della pescheria. Oggi è il 28 gennaio 2022 e io sono Giuliano, uno dei responsabili della Galleria Rossoni. Galleria Rossoni. Galleria Rossoni. Galleria Rossini. Come? Io non conosco Sebastiano Visintin e non seguo la cronaca né sui giornali né nelle televisioni. Perciò il nome Sebastiano Visintin non mi ricorda nulla. Sono responsabile dei reparti di gastronomia della catena di supermercati Zazzeron da circa 5 anni. Come base di lavoro mi trovo in prevalenza al supermercato sito in Galleria Rossoni di Corso Italia. Galleria Rossoni. Galleria Rossoni. Galleria Rossini. Come? Lì lavora anche mia figlia, ma è impiegata con un'altra azienda che non fa parte della catena Zazzeron. Lei è addetta alla vendita del pesce. Ricordo che turno ho espletato il 14 dicembre perché faccio sempre lo stesso orario, ovvero sia dalle 7 fino a 13:30 alla mattina e dalle 16:30 alle 20 al pomeriggio. Il 14 mattina ero in servizio presso il punto vendita della Galleria Rossoni. Galleria Rossoni. Galleria Rossoni. Galleria Rossini. Come? Lì i coltelli che devono essere affilati vengono consegnati al reparto macelleria che a sua volta consegna quegli strumenti ad una ditta con sede in Slovenia della quale non ricordo il nome. Mentre i coltelli della pescheria vengono affilati da una persona che si chiama Sebastiano.
Quel nome lo conosco perché me l'ha detto mia figlia ed il suo compagno Federico che lavora nella pescheria ed è il figlio della titolare stessa. Loro mi hanno raccontato che è successo un fatto di cronaca in cui è stata trovata una donna morta e hanno aggiunto che il marito di questa signora è colui che affila i coltelli da lavoro della loro pescheria. Me lo hanno detto un paio di giorni dopo il ritrovamento del corpo della donna. Anche il 13 dicembre facevo il solito turno, lo stesso del 14. E non ricordo di aver parlato con mia figlia del fatto che il 13 dicembre uno dei direttori degli esercizi della catena Zazzeron aveva visto Sebastiano per il cambio dei coltelli. Le ricordo che il lunedì la pescheria all'interno del supermercato è chiusa. Non sono in grado di dire se, quel giorno, Sebastiano possa essere passato per consegnare i coltelli dandoli a qualcun altro. Ricordo che, la scorsa settimana, mia figlia mi ha chiesto se mi ricordavo che il 13 o il 14 dicembre Sebastiano possa essere passato al supermercato e se eventualmente possa aver parlato con uno dei due direttori. Le avevo risposto che questo Sebastiano, di fatto, non lo conosco di persona e quindi non potevo rispondere a questa sua domanda. Lì il responsabile è Michele. Quando Michele non c'è per pausa pranzo perché ha il pomeriggio libero viene sostituito dal campano Castellano. Non ho altro da aggiungere. Oggi è il 31 gennaio 2022 e io sono Michele, uno dei responsabili della Galleria Rossoni. Galleria Rossoni. Galleria Rossini. Come? Non conosco Sebastiano Visintin di persona ma lo conosco in seguito della vicenda che è accaduta e che ho appreso tramite i social. Dal 3 marzo del 2021 ho iniziato a lavorare nel punto vendita della Galleria Rossoni in Corso Italia. Galleria Rossoni. Galleria Rossini. Come? Ma lavoro per il supermercato Zazzeron dal 2011. Io di solito faccio dalle 7 alle 13:30 e dalle 18 alle 20:30. Il punto vendita fa orario continuato e la sera chiude alle 20. Il 13 dicembre il mio turno di lavoro era sicuramente dalle 7 alle 13:30 e dalle 18 alle 22. Quel giorno mi sono intrattenuto fino alle 22 perché il lunedì abbiamo degustazione di vini e la serata si protrae fino alle 21, poi io rimango all'interno del locale per sistemare. Il lunedì la pescheria è chiusa. Dei Visintin, dopo i fatti accaduti, ho visto come era fatto dagli articoli dei giornali che mi compaiono sul mio profilo Facebook. Ma non saprei riconoscerlo. Sono sicuro di non averlo mai visto presso il punto vendita dove lavoro non conoscendolo e non essendo in grado di riconoscerlo. Il 13 dicembre niente e nessuno mi ha consegnato un pacchetto oppure dei coltelli per la pescheria, né il 13 né mai. Nessuno mi ha domandato se il giorno 14 dicembre qualcuno mi ha chiesto se erano stati consegnati dei coltelli per la pescheria. Non ho nulla da aggiungere. Io sono Castellano e sono campano, responsabile dell'enoteca presso la Galleria Rossoni. Galleria Rossoni. Galleria Rossini. Come? Non conosco di persona Visintin Sebastiano ma conosco la vicenda in cui è coinvolto per averla appresa dai media. A partire dal marzo 2021 lavoro in prevalenza presso l'Officina dei Gusti che è un brand dei supermercati Zazzeron. In particolare presto la mia attività soprattutto nel punto vendita di Galleria Rossoni di Corso Italia. Galleria Rossoni. Galleria Rossini. Come? Per il 99% delle volte ho il turno pomeridiano che inizia alle ore 13,30 e termina alle ore 20 alla chiusura del negozio. Il 13 dicembre sicuramente come turno avevo dalle 13,30 alle 21. Ricordo quella particolare data perché nel pomeriggio di quel giorno ho seguito una degustazione di vini che iniziava alle ore 19 e si è protratta fino alle 21, il lunedì la pescheria è chiusa. Aggiungo che quando inizio il turno trovo sempre la pescheria chiusa perché la stessa cessa l'attività alle 13, ho visto il signor Sebastiano in TV e quindi lo saprei riconoscere. Ma sono sicuro di non averlo mai visto presso nessun punto vendita a Zazzeron nemmeno in quello di Cattinara né in quella data né in date diverse. Escludo nella maniera più assoluta che il 13 dicembre qualcuno mi abbia consegnato un pacchetto oppure dei coltelli per la pescheria.
Non è mai successa una cosa del genere. Non frequentando i ragazzi che lavorano nella pescheria non ho nulla da aggiungere. Tenete presente che la pescheria è un'attività autonoma che non ha nulla a che vedere con l'organizzazione Zazeron. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.